stanca, lunghissima. Bene, oggi seconda uscita del corso di sci alpinismo con il CAI di Cividale. Purtroppo la neve continua a latitare, per cui siamo saliti in quota con la funivia del Lussari, siamo sul Monte Lussari e andremo a Cima Cacciatore. Non sarà una gita tanto lunga, purtroppo, non tanto dislivello, ma anche oggi faremo prove di ricerca con larva e molta didattica. Allora, siamo partiti, abbiamo ripellato e messo su anche i rampant, in quanto la neve è molto dura e insomma per evitare rischi inutili siamo partiti subito con i rampant. Sono scomodissimi, volevo provarli ma mi sono già pentito. Oggi sono con Arianna, l'istruttrice, e poi c'è Anna e Marco che è qui dietro di me e come forse ti ho detto prima, non mi ricordo più, andiamo verso Cima Cacciatore. Dovrebbero essere circa un 400 metri di dislivello. Sì, neve ce n'è, purtroppo è un po' dura. C'è una piscina superficiale che si rompe, andate giù, sentite che sotto c'è un'altra costruzione, poi andate a questo punto sentite molla, poi c'è un'altra crosta che la spaccate e poi andate giù di nuovo. Quindi vuol dire che ci sono manti diversi, se noi andiamo sotto oggi sono troppo attaccati, ma per semplice fatto che non c'è pericolo. Questo è bello. Che è quello sciavalle o è quello morte, Bene. Ancora che vadano giù loro. Adesso? Allora, siamo scesi dal canale dove eravamo, un po' in derapata, adesso vediamo se si riescono a fare due belle curve.
poi col Sassoli. Riccardo, Sì, allora, bene, non bien lui. Miglior di che altre volte, no? sì, sì. Bene, abbiamo concluso la discesa, quella diciamo fuori pista. Ora non ci resta che purtroppo ripellare un tratto fino al villaggio del Lussari e poi scenderemo per la pista. Purtroppo i pendii, quelli verso il sentiero del Pellegrino, ormai hanno poca neve, molto ghiacciata, quindi è inutile andare a ravanare per cercare di scendere da quella parte, quindi scendiamo per la pista, ci facciamo una sciata comunque decente e andiamo giù dove faremo un po' di prove Arva. Non mi resta molta batteria, spero di riuscire a filmare qualcosa delle prove che faremo. Per quanto riguarda la cima e la discesa, oggi veramente una gran figata rispetto a sabato scorso dove la neve era molto difficile. Oggi abbiamo trovato condizioni molto buone e quindi ci siamo divertiti molto tutti. Il canalino iniziale era abbastanza ripido, per quanto mi riguarda sono sceso derapando e poi dopo, quando la pendenza è un po' calata, abbiamo fatto parecchie belle curve, bei tratti, un tratto anche neve quasi farinosa, quindi insomma, per le condizioni che si trovano adesso di neve siamo stati fortunati, cioè sono stati bravi gli istruttori che hanno deciso di portarci qui. Non abbiamo raggiunto la cima del Cacciatore, abbiamo salito un canalino di quelli a fianco. Ho guardato il canalino lì, la cima Cacciatori, abbastanza ripido, forse non è sciabile, sicuramente non è sciabile da tutti, ma lasciando gli sci alla base, poi coi ramponi
si va, è una cima che si può conquistare, anzi, beh, sfruttando la funivia anche abbastanza, diciamo, semplice. Va bene, adesso copriamo questi 150 metri circa di dislivello con le pelli, vediamo se riesco a filmare anche qualcosa in pista e poi ci vediamo giù per i saluti. Oh no! Siamo un attimo silenziosi, ok? Perfetto. Allora tu adesso vai, tu metti l'arba in ricerca, ok? Voi due andate insieme a vedere se state con lui, in caso di date una mano se lo trovate fuori, voi due andate a ispezionare se c'è qualcosa da... Okay. Anzi, più a ispezionare se trovi qualcosa, tutte le condizioni sono ok. Bene, anche oggi abbiamo finito l'attività, adesso ci facciamo un po' di terzo tempo qui alla base della pista della di Prampero. È stata, sì, come dicevo già prima, una bella gita rispetto a sabato scorso, molto meglio la neve, e poi dopo abbiamo fatto le prove qui che sono sempre cose interessanti che poi vanno fatte soprattutto perché come un po' al solito per tante cose più si provano, poi se mai dovessero servire si sa quello che si fa. Va bene, allora io spero che anche questo giro ti sia piaciuto, ti lascio sotto in descrizione un po' la traccia e magari vediamo se trovo una relazione di questo giro, che tra l'altro si può anche fare o facendo il sentiero del Pellegrino o partendo dalla Val Saisera. Quindi vediamo cosa trovo, ti lascio tutto sotto in descrizione. Io come l'altra volta mi sono fatto un bel capitombolo sulla pista della di Prampero, ormai è tradizione, e niente dai, ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!